Si dice che nel Friuli orientale e nell'Isontino gli ultimi giorni sia aumentata la microcriminalità. Atti vandalici di qualche bullo emulo di Attila, furtarelli sparsi presso abitazioni private oppure sedi di associazioni presenti. Se fate un giro per le strade a cavallo della provincia di Udine e Gorizia, alzando il viso all'insù noterete appese ai fili della corrente elettrica e pali del telefono scarpe da ginnastica. Segnali stradali stile James Bond che indicano la retta via non per la selva oscura, ma per il traffico illegale di droga, auto rubate, riciclaggi vari, di qua e di là del vecchio confine orientale. Lo chiamano il cambiamento dei tempi, eppure, quando si stava peggio, nessun rigurgito di un passato che per fortuna non c'è più, della serie «Caro lei quando c'era lui», soltanto da semplice cronista di provincia constatarne la realtà. La caduta del confine orientale ha lasciato indelebilmente il segno. I graniciari jugoslavi erano un'altra cosa, meglio della linea del Piave, respingevano con metodi poco ortodossi l'invasore non desiderato. Ora che il confine esiste solo sulla carta, tutto è permesso. Il pattume si sta sempre più materializzando alla faccia del cittadino onesto, sano e lavoratore. Il Friuli orientale fa parte del resto del bel paese, ma nessuno l'ha capito in senso pratico e teorico. Ancora una fumata grigia per il futuro della scuola primaria di Medea, messa a rischio già a partire dal prossimo anno scolastico, quando dovrebbe sparire la prima classe. Per ora, dalle sedi competenti, se escludiamo le solite parole di rito, nulla emerge di concreto. Ai tempi in cui chi vi parla frequentava le primarie, quando un alunno non voleva fare, la maestra diceva «stai attento che ti mando all'asinara». All'epoca si poteva distinguere in due modi. La prima come termine asino, cioè ignorante, lavativo e brunettiano, fannullone per capirsi, mentre il secondo significava visita di non cortesia a uno dei penitenziari di massima sicurezza italiani, oggi decaduto e riconvertito ad altri usi. Tolta la seconda ipotesi, dunque, la fattibilità che l'asinara si trasformi nella Sorbona al contrario dei tempi moderni, in questo paese c'è. La chiusura di una scuola porta alla desertificazione del Granus Salis. Se a questo sommiamo la crisi economica, la difficoltà delle famiglie medio-basse e via dicendo, il gioco è fatto. Caro sindaco Alberto Bergabin, sappiamo con certezza che l'opera da lei intrapresa assieme a tutto il Consiglio Comunale di Medea a difesa della scuola c'è, sia in teoria che in pratica. Non molli, faccia vedere che la politica, quella vera e non di facciata, vuole bene ai suoi cittadini perché si rappresenta tutti a 360 gradi, senza distinzione. Una cosa è certa, a questa rete televisiva il voyeurismo non si addice, dunque, caro sindaco Bergamin, vada avanti nella sua lotta, perché solo gli imbecilli non sbagliano mai. Chiudo il servizio citando una frase di Beppe Viola durante un servizio interudinese, correva l'anno 1980. Lui uscì così: Ivanò e Frezzoli, all'epoca presidente dell'Inter, un giorno disse: se non vincono scudetto almeno una volta ogni 10 anni sono un incapace. Bene, i 10 anni scadranno a maggio. L'Inter alla fine, proprio in quel campionato, vinse lo scudetto. Ma i nostri politici, ai giorni nostri, sanno mettere in pratica tale teoria? A ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli.